Eccoci, a stora qui non t'avvia stella e l'ora di Yuga. E l'ora non farà. Perché a stora qui è l'ora di... Isabi Antoni. Giughiamo insieme. Salute a tutti, a ringraziarvi di secondo in onda via Stella, sempre un piacere di ritrovarvi tutte le sere per giocare i Sapientoni con due belle squadre. E la giocare stasera in cura, la squadra Corsica Genealogia. Salute André Fiori, Genevieve Luneschi e Gianni Ettori. Tutto va bene? Yeah. Allora, conosciamo appena la Corsica Genealogia, se non cerchiamo i nostri antenati. Bon, possiamo andare sul sito internet, ma fate altre attività. Yeah, facciamo conferenze. Abbiamo fatto conferenze in portoghese, in corte, au continente a Montpellier e prepariamo un libro in cui laboratorio regionale d'archeologia in Comune da Pietro. Sapete se c'è un mondo che se ne va sul sito di Corsica Genealogia? Oggi siamo più di 750 membri. Ah, quantunque, eh? Yeah. Bon, siete pronti per giocare? Yeah. E ti la gioca stasera contro la squadra Buffalone, Poletti Sciacamana, David Deyas, Jean-Noël Tarsitano e Jessica Lanfranc. Salute! Buonasera. Buonasera a tutti. Bon, spiegatemi appena chi è la squadra Buffalone. Siamo un ristorante specializzato nella garvata griglia, hanno una tematica ghisaria o steakhouse. Se tu si può dire in Australia, ghisaria a gara in Australia, on a dû trouver la cuisse. E siamo qui per rappresentare e ringraziare i nostri clienti e le famiglie che ci vengono spesso per tastare il bisogno. Ecco. E vedremo se il bisogno è assai forte. In questo momento è salvato. Mica quanto cignale, ma è salvato. Un posso mica giocare senza me Sapientona, a me maestra di no. On parlo tutte le sere con lei. Poletti Sciacamana, Patrizia Gatacega, salute! Salute. A momenti gisimo, Laurent, Torna due dresse anzi. Non ne posso più. Ma quanto che mi piace. Non è mica un sforzo, eh? No, è un piacere. Also. Ecco, sei pronta, Patrizia? Yeah, io sono pronta. Allora giochiamo a raffica. Dunque, per cominciare, conoscete il yoga, a raffica, ci vuole rispondere il più presto possibile e provate di pigliare 20 punti se rispondete bene. Dunque, mani, non un funzo. Conoscete la risposta, rispondete, pitiete, e poi se vi sbagliate, on va cadere in onda. Allora, prima domanda. Cerchiamo un'arma bianca, simile a un pugnale, qua fiamma vina e pinzuta. Le nom d'une arme blanche à la lame fine et pointue, un'arma corsa. Corsica Genealogia. Le stylet. Un stiletto. Risposta vonna. Attenti che questa qui è semplice, eh? Mi si pare, eh? Tutto il mondo l'ha visto. Come si chiama l'attore che gioca con Louis de Funès in un film La Grande Vadrouille? Bourville. Bello! Risposta buona. Sapete che su film è stato in testa dell'entrata al cinema Nanzo Galueschi. Bienvenue chez les Ch'tis. Bienvenue chez les Ch'tis. C'est lui qui a le record. In una confraterna, qual è il più alto in una gerarchia? Dans la hiérarchie d'une confrérie, qui est le plus haut? Fate una proposta, hein? C'était un'idea. André. Le prieur. Prior e le prieur, risposta buona. Allez, un'altra domanda di Saraffica, ascoltate bene. A che gusto corrisponde Uliaccio chiamato Malaga? À quel parfum correspond la glace Malaga? Le rhum raisin. David, risposta buona. Une. Rumbu e ua. David, passa a me. E qual è l'ultima? Che particolarità ha il Cristo che i bastiaci portano in processione ogni anno? Che ha sua particolarità? Il est noir.
Cristo Nero. E nero. Risposta onna. O Cristo Nero. È bello sto Cristo Nero, si trova a chiesa magnifica di Santa Croce, dunque che è di stile barocco rococò, magnifica chiesa da visita. E allora su Cristo dice la leggenda che sarebbe stato trovato in mare dai pescatori e ogni anno è confraterne i pescatori, ma di nuova popolazione. Dunque i pescatori portano su Cristo a largo della Corsica e arrivano in un gonello e dopo c'è una processione di tutta la città. Ecco, e dunque la squadra Buffaloni che comincia pianamente bene a raffica, avete 20 punti quantunque, 80 punti per Corsica genealogia, siete in testa, bravi. Allora, continuiamo ancora, varia via. A varia via. Allora, ascoltate bene. Una domanda e 3 possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda e poi Patrizia vi faccio 3 proposte. Rispondete bene, pigliate 20 punti. Se vi sbagliate, vi gacciamo 20 punti e regaliamo all'altra squadra. E ora cominciamo con la squadra Buffalone. D'accordo. Teneteli pure, questi 20 punti. Sì. E provate di rispondere. Ah, ma sta zitta l'uomo. Chi è? No, siete obbligati di rispondere, c'è adesso una scelta. Chi è un pulone? Tra Un pullone seria, un gallo o un galloccio, una merca di calzonetti o un castagno giovane. Non ci bisogna non c'è mica bisogno di picchiare. Chi mi dite? un castagno giovane. Jessica chi ci dice un giovane castagno, risposta buona. Ecco, un castagno giovane. Qui si sono presi. Tocca a noi. Durante la seconda guerra mondiale, come erano chiamati gli alsaziani tiapi in l'armata tedesca? Per forza, Tra Allora si chiamavano les malgré nous, les Boches o les combattants. Et malgré nous. senza riflettere, le malgré nous, risposta buona. Di sicuro, quando in 40 dunque è stato regione Alsace-Lorraine integrato all'Alemagna, sì, giovani soldati erano integrati nell'armata tedesca per combattere i francesi. E per forza, disgraziosamente, dunque li chiamavano i malgré nous, les malgré nous. Ecco, bella risposta. Parliamo di televisione. Quantunque, come si chiama la serie poliziera tedesca, di quale l'attore principale era Horst Tapper e che fu diffusata durante 20 anni nella France 3. Tra D'Eric. Un cas pour deux d'Eric au 6K. On va dire d'Eric. d'Eric. Parler à la mode en ce moment. Coucou, c'est nous, c'est d'Eric, c'est la bonne réponse. En senza video la televisione si casca sempre non d'Eric. Et comment Pas d'Eric. C'est rédaction, hein. Ouais. David Oui. était fan. Pas devenu. L'ultima domanda di Savaria via. Bon, 3 a seguita di... cioè le 3 a seguita di Je Superbio. crois que ça c'est Non si giunta la sora. Non si giunta la sora, un è tempo a fare l'amore, né si nasce né si muore, o batte sempre l'usogore. Non si giunta la sora, un è tempo Né a si far nasce né si l'amore. muore. Non si giunta la sora, né si nasce né si muore. E vostra risposta? Yeah. Risposta buona. Ecco, né si nasce né si muore, né si muore. Pas mal, pas mal. Allora, avete 60 punti quantunque, ma Corsica Genealogia sempre in testa con 120 punti, bravi. On peut les applaudir, hein. On va saluer l'école primaire, l'école du Roupione. Salut, bonjour, merci d'être avec nous. Tutto va bene? Passate un buon momento. Allora possiamo continuare ancora a Trappola. Tocca a noi a giocare a Trappola. Trappola, sto domanda che avete preparato per fare prova di far cascare l'altra squadra in sa famosa Trappola e ora cominciamo con la squadra Buffalone. Avete preparato chissà qui a domanda.
che dunque dia una trappola Di regoli. e, Regolai. e Poirette di risponde. Bon, se rispondete bene, pigliate 40 punti. Poi se lì si sbagliano, bon, pigliate poi 20 punti. Ecco. Chi è il titolo di un libro di Giambattista Marcaggi che tratta di una vendetta di un bandito, Jean-Baptiste Massoni? Quel est le titre du livre Jean-Baptiste Marcaggi qui évoque la vendetta ayant pour personnage principal le bandit Massoni? C'était les dons, non? Les bandits corses. C'est ça. Si, Marcaggi, il a écrit un livre, Les bandits corses. Est-ce que ça, on va dire ça? Je connais que ça comme titre. Hein? Non, c'est pas la Hein? seule. Ouais, mais bon, on va dire ça. De toute façon, je connais pas. T'as una risposta? Les bandits corses. Les bandits corses. Non, non. Era Fleuve de sang. Fleuve de sang. Bon, un coup ça trappe, on a été preso 20 punti, hein. Manquait una Zapio, hein. Bon, en même temps, je suis pas une référence, hein. Allora. Questa qui dia una trappola. Ah ouais, ouais. Dia una trappola. Ascoltate bene. Chi era un nome di Fred Scamaroni? Quel était le prénom de Fred Scamaroni? C'est pas Frédéric, hein? Et si, peut-être le piège. È bella questa qui a trappola. Si rivlette. Chi era un nome di Fred Scamaroni? C'est où? C'est vraiment Fred? Ou c'est un trafard, hein? Tu pencherais pour quoi, toi? C'est la chanson d'Iris. Jean-Marc Tcheka, il a chanté la chanson, après il disait, et il a dit, je suis une course, Daniel Gano, Fred Scamaroni. Fred Scamaroni. Ah ouais, tant t'es sbagliato. Ah, e pa questa qui chi era una trappola. E uso nome di era Godefroy. 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 Cosa fa? Abbiamo imparato qualcosa? Yeah. Di conosci il Montmirail, ma Scamaroni non C'est toi qui as préparé la trappola. Bon, quantunque ti hai 80 punti, eh? Sì. Dunque non Sei in corsa. ne è fatta ancora. 140 punti siete in testa. Ma in testa per ora, perché ora ci vuole trovare un nostro sciapacapo. Abbiamo da di ritrovare qualche sia. Dunque, è un personaggio. Per stasera cominciamo con il primo indizio di Patrizia. Allora, so una donna di drinca e di dera. Puro sono stata levata a quelle antiche, a mova mia mi ha dato un studio roccio e di un servizio. David, je suis une femme de caractère et de terroir, même si j'ai été élevée aux lentilles, ma famille m'a donné le goût du brocio et du service. Vedi un indizio, eh? Ça m'aide. Quando si conosce la risposta, se hai un'idea. Allora, un altro indizio. Fa 50 punti. In de me si tratta sempre di sport. E babbo mi ha imparato a un lagamimica piglia di lato. Mi ha imparato a un lagamimica piglia di lato. Chez moi, il y a toujours du sport. Mon père m'a appris à ne pas me laisser prendre à revers. Quale sarà un'idea? Bartoli. Marion Bartoli. Marion Bartoli. Perché Marion C'était sur le Bartoli? tennis, mais Parce qu'elle est née, je crois que son père était médecin au Puy. Di ella, bravi. Quantunque, Io Artoliso di Balnega, E seria Balnegaccia. a zoppa al necaccio. Ah bon? Pare che la seria Balnegaccia, Bartoli. dunque a carriera di Marion Agonishimo, in 2004 è ammessa a squadra di Francia e Denis e in 2007 fa Wimbledon, in 2013 ad vince dunque in Wimbledon e dunque dopo si ferma, si ferma Dopo ha qui piantato. e
faccio un'altra gara, rende un commercio e in media. Ecco. Dunque, anche questa tombola di Agata Cieca, la squadra di Buffaloni si tirava a 130 punti, bravi! Non si sono mica addormentati, sono stati assai fair play, ma sono i nostri sapientoni di stasera, la squadra Corsica Genealogia anche 190 punti, bravi! Ma qui sei mini sapientoni, dunque i regali, ce n'è pas tutto il mondo. I nostri vincitori hanno da poter leggere belli libri grazie al Journal de la Corse e fa belli regali che azogarta privilege l'invitation baleule in Corsica e in continente. L'altri sanno da poter licare con i prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Ecco. Boh, la squadra Buffaloni, va che siete caldi. Voltarete a giocare con noi? Ah? Boh, pigliamo l'appuntamento, allez, con piacere. E poi i nostri sapientoni, potete rammentare un nome di un sito internet? www.corsicagenealogia.com. Voilà, si può ritrovare tutti i nostri antenati, Tutti. C'è tanto travaglio. A ringraziarvi e bravi per questa vittoria. Salute Patrizia. Salute, buonasera e a presto. Mi sono campato. Anch'io. Infatti, tu hai pigliato una lezione di corsi. Posso dire, mi sono campato o mi sono campo? I lui. E lui. Voilà, j'avais bon, è così che lo si compie stasera. Basterà però, ci ritroveremo da qui a poco a ringraziarvi a tutti e poi a ringraziare il pubblico e a scuola di Urrupioni stasera con noi. Salute, ciao, a presto.